It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. I know it's been a while, but I'm glad you came. And I've been thinking about how you said my name. Got my body spinning. Sono pronto, ma soprattutto non vedo l'ora di andare a intervistare questa splendida aspirante Miss Topolini, così elegante, così affascinante. Guardatela, ha un portamento già suo, nato, innato. Ve la presento, la numero 7. nome, cognome. Patrizia Kengerski. Oh, Patrizia, nome bellissimo. Di solito io tutte le Patrizie che ho conosciuto erano tutte belle ragazze. Come mai? Non lo so. Ogni Patrizia erano tutte buone. Vabbè. Senti Patrizia, quanti anni hai? 20. 20 anni, sei molto giovane. Raccontaci un po' di te. Dunque, io vengo da Treviso, ho i genitori polacchi, quindi ho origini polacche. Sono qua perché studio, faccio il secondo anno di comunicazione e pubblicità. Oltre a studiare lavoro, faccio lavoretti come hostess, promoter in giro per il Triveneto e poi suono il pianoforte. Stai esagerando, però mi stai un po' esagerando. Cioè fai tutto praticamente. Posso farti una domanda che probabilmente tutti i maschietti si staranno chiedendo? Sei fidanzata? Sì. Ah no, vabbè dai, pazienza, su ragazzi. Era troppo perfetta per essere single, va bene dai. Senti, ti piacerebbe una carriera di musicista? Come? Musicista? Ho dei gusti un po' particolari. Sentiamo, il tuo cantante oppure il tuo musicista barra cantante preferito? Gruppo Gruppo? Dream Theater. Sono un gruppo hard rock. Ah, perché giustamente lei da buon musicista di piano le piace il metallo, quello, Progressive rock, ecco, un po' più soft. insomma una ragazza tutta da scoprire, veramente tutta da scoprire. Prima volta? Sì. Bene, insomma, quindi insomma la prima volta è sempre molto difficile, però devi davvero conquistare la simpatia del pubblico di Miss Topolini, di quello che vuoi. Perché dovrebbero votarti, darti una mano? Perché? Perché non mi aspetto niente da questo concorso e quindi sono venuta qua per curiosità, non mi aspetto niente, quindi per me è una continua sorpresa. Disarmante, veramente, gli bacerei i piedi, in bocca al lupo. Sì. Bene, grazie, ciao. Allow me to get you right. What you want to me?